L'unica vera lettera di Gesù Cristo, santa lettera di Gesù Cristo, delle gocce di sangue che sparse nostro Signore Gesù Cristo mentre andava al Calvario, copia di una lettera di orazioni ritrovata nel Santo Sepolcro di nostro Signore Gesù Cristo in Gerusalemme e conservata in una cassa d'argento da Sua Santità e dagli imperatori e imperatrici cristiani. Desiderando Santa Elisabetta, regina d'Ungheria, Santa Matilde e Santa Brigida sapere alcune cose della passione di nostro Signore Gesù Cristo, fecero elle particolari orazioni, mercé le quali in segreto apparve nostro Signore Gesù Cristo e favellando con esse, così loro disse: sappiate che i soldati armati furono 150, quelli che mi condussero legato furono 23, gli esecutori di giustizia 83, i pugni che ricevei nella testa furono 150 e nel petto 108, i calci nelle spalle 80, fui trascinato con corde e per i capelli 24 volte, botte e sputi nella faccia furono 180, battiture nel corpo 6.666, battiture nel capo 110, mi diedero un urtone mortale nel cuore, fui alzato in aria per i capelli ad ore 24. Ad un tempo mandai 120 sospiri, fui trascinato e tirato per la barba 23 volte, piaghe nella testa 20, spini di giunchi marini 72, puntate di spine nella testa 110, spine mortali nella fronte 3, dopo flagellato, vestito da re, da burla, piaghe nel corpo 1000. I soldati che mi condussero al Calvario furono 603, quelli che mi guardarono furono 3. Gocce di sangue che sparsi 28.430. Chi recita ogni giorno 7 Pater, 7 Ave e 7 Gloria per lo spazio di anni 15, per compiere il numero delle gocce di sangue che ho sparso, gli concedo 5 grazie e sono: la prima, indulgenza plenaria e remissione di tutti i suoi peccati; la seconda, sarà liberato dalle pene del purgatorio; la terza, se morirà prima di compiere i detti 15 anni, sarà per esso come se fossero compiuti; la quarta sarà come se fosse morto ed avesse sparso tutto il suo sangue per la santa fede; la quinta è che verrò io dal cielo per l'anima sua e per l'anima dei suoi parenti sino alla 4ª generazione. Un certo capitano spagnolo, viaggiando per terra vicino a Barcellona, vide una testa recisa dal busto che gli parlò così: giacché vi portate a Barcellona, o passeggere, conducetemi un confessore, acciò che possa confessarmi, essendo già 3 giorni che sono stato ucciso dai ladri e non posso morire se prima non mi confesso. Condotto al luogo il confessore dal capitano suddetto, la testa vivente si confessò
e indi ispirò, trovandosi addosso al busto da cui era stata recisa la suddetta orazione, la quale in quella occasione fu approvata da vari tribunali della Santa Inquisizione della Regina di Spagna. I suddetti Pater, Ave e Gloria si potranno recitare ogni giorno per qualsivoglia anima. Altra simile copia di detta lettera è stata miracolosamente ritrovata nel luogo chiamato Pursit, 3 leghe lontano di Marsiglia, scritta in lettere d'oro e per opera divina portata da un fanciullo di anni 7 nel medesimo luogo di Pursit, con un'aggiunta e dichiarazione il 2 gennaio 1750 dice che tutti quelli che travaglieranno, o meglio lavoreranno, nei giorni di domenica saranno maledetti da me, perché nelle domeniche dovete andare alla chiesa a pregare Dio che vi perdoni i vostri peccati. E per queste vi ho dato 6 giorni per travagliare, cioè lavorare, ed il 7° per riposare e far opera di devozione, e delle vostre sostanze fate bene ai poveri, e le vostre genti saranno ricolme di benedizioni e grazie. Per lo contro, se non credete alla presente, verranno maggiori castighi a voi e ai vostri figli, e vi manderò peste, fame, guerra, dolori nel cuore, tuoni, terremoti. Quelli che giudicheranno che questa lettera non sia scritta per opera divina e dettata dalla sacratissima bocca di Dio, e quelli che la terranno maliziosamente nascosta senza pubblicarla ad altre persone, saranno maledetti da Dio e confusi nel giudizio. E chi invece la pubblicherà, se avesse tanti peccati, purché se veramente pentito è d'avermi offeso, e ancora avendo fatto qualche ingiuria al suo prossimo, chiedendomi perdono, io gli cancello i suoi peccati. Quelli che capiteranno questa devozione e quelli che la guarderanno e la leggeranno e la faranno leggere e la conserveranno dentro le loro case, giammai periranno. Quello che porterà questa orazione non morrà annegato né di male morte né di morte improvvisa, sarà liberato dal contagio e dalla peste, dalla sete, e non morirà senza confessione. Sarà liberato dai suoi nemici e dal potere della giustizia e da tutti i suoi malevoli e falsi testimoni. Le donne che non possono partorire, tenendola addosso, partoriranno subito e usciranno di pericolo. Nelle case ove sarà questa orazione non vi saranno tradimenti né di cose cattive, e 40 giorni prima della sua morte, quello che l'avrà sopra di sé vedrà la Beata Vergine Maria, come dice San Gregorio, Papa. Questa lettera è stata benedetta da Sua Santità Papa Leone XIII in Roma il 5 aprile del 1890.